Non si è mai vista una crisi politica così profonda in questa regione. Con la presidente Todd stiamo tornando indietro di oltre 30-40 anni. Non si è mai visto un numero di proposte di legge bocciate dal governo nazionale perché sono incompetenti, perché l'arroganza, la presunzione di non ascoltare, di contrattare, di valutare col governo nazionale prima di portarli in aula, se le fanno bocciare. Non si è mai vista una crisi della sanità da 2 anni commissariata per la prepotenza e l'arroganza di questa Presidente. A me dispiace perché la sconfitta di un'azione politica è la sconfitta di tutti, non si può vivere sulle sgrazie degli altri, ma non si può portare in aula un bilancio di 11 miliardi di euro e sembra un rendiconto di un condominio, manutenzione ordinaria. La Regione Sardegna ha bisogno di un obiettivo, di un'idea di Sardegna forte, non c'è prospettiva e soprattutto c'è molta presunzione. Un richiamo alla Presidente Todd ad ascoltare sia la sua parte politica, perché non ascolta nemmeno loro, ed ascoltare un consiglio intero che è espressione di una elezione popolare che la richiama ai suoi doveri e ai suoi diritti, ma soprattutto la richiama a stare coi piedi per terra, a capire le esigenze di una Sardegna che non c'è più. Stiamo perdendo la nostra storia, la nostra identità.